Bene, allora mi sembra che Ruzzante abbia detto veramente quasi tutto rispetto anche alla realtà della grave emarginazione. Io vorrei tentare, anche se mi rendo conto che è molto difficile, dare alcune informazioni, alcune note che poi cerchi di inquadrare, di descrivere la realtà della grave emarginazione. In genere, soprattutto per gli esperti del settore, c'è la tendenza a prendere in considerazione il fenomeno delle persone senza dimora, perché è quello più monitorabile, diciamo, quello più facilmente anche rilevabile, ma dobbiamo considerare che con una persona senza dimora, spessissimo, una persona che perde il lavoro, e poi vi darò alcuni dati su questo, c'è poi alle spalle una famiglia, spesso una donna, una mamma con figli minori, che deve far fronte a una serie di situazioni molto molto difficili. Questo è solo un esempio per dire come è molto varia la situazione, come è molto grave e come spesso è anche molto nascosta. Io, come tutti gli altri, vi do alcuni dati sui senza dimora, perché abbiamo un'indagine molto recente che è del 2011, quindi in una situazione di piena crisi economica, un'indagine Istat fatta su un campione di comuni sul territorio nazionale, che mette in evidenza che la stima è dello 0,2% di persone senza dimora sui residenti. Se questa stima, addirittura nel nord-est, questa stima si alza allo 0,27%. Se questa noi la applichiamo alla popolazione residente del Veneto, circa 5 milioni, andiamo su 13.000 persone senza dimora presenti in Veneto. Solo senza dimora, quindi coloro che vivono in strada, in dormitori pubblici, in situazioni di fortuna tipo garage o roulotte. Non parliamo di tutte le altre situazioni, come vi dicevo prima, che ci sono alle spalle e che sono altrettanto gravi. Allora, questa indagine ci dice che il senza dimora è una persona che è privata dal punto di vista materiale e immateriale. Anche questo complica un po' la descrizione, ma ci dà due dati importanti. Uno è che la persona senza dimora, scusate, il 63% delle persone senza dimora prima aveva una casa propria. Quindi dato molto importante, perché siamo abituati alla visione senza dimora, che è quello che da sempre vive sulla strada. Altro dato importante è che il 62% delle persone senza dimora aveva un lavoro stabile. L'indagine del 2011, teniamo conto che siamo proprio nella situazione della piena crisi economica. Il motivo per cui la persona perde il lavoro è il licenziamento, la chiusura dell'azienda o il fallimento della propria attività. Il 28% delle persone senza dimora oggi ha un lavoro instabile, precario, al limite dello sfruttamento. Quindi altra realtà che ci fa dare una lettura della nostra realtà. A fronte di questa situazione abbiamo sul territorio veneto, che è ricchissimo, una serie di interventi a tutti i livelli, fatto da cooperative, da associazioni, a volte anche da gruppi informali, parrocchiali o altri gruppi. Questi servizi danno risposte ai bisogni primari, il cibo, la doccia, la lavanderia, distribuzione di vestiario, di cibo. Abbiamo le unità di strada che fanno un grosso lavoro di contatto e di prevenzione, abbiamo ambulatori medici gestiti dalle Caritas piuttosto che da altri enti, abbiamo i dormitori pubblici, gruppi appartamento, altri sistemi di alloggio per queste persone, abbiamo i centri diurni, i centri occupazionali. Tutte queste realtà fanno un grossissimo lavoro di contenimento del disagio e anche di contenimento dell'impatto che questo disagio ha sulla collettività, sul territorio cittadino, e che è molto importante anche per quello che prima dicevo, per come a volte c'è questo abbinamento senza dimora e criminalità. Tutti questi servizi poi sfociano anche su un inserimento su un ulteriore livello di servizio, che sono i servizi strutturati che cercano di andare a incidere non solo sul contenimento, ma anche cercano di incidere sulle cause e possibilmente appunto creare delle nuove condizioni. Questi sono i servizi che vengono svolti principalmente dalle cooperative tipo B nell'ambito lavorativo,
e vista la percentuale delle persone senza dimora che prima avevano un lavoro stabile, capiamo quanto è importante il fronte lavorativo, e poi tutti gli interventi invece fatti sull'ambito abitativo, perché se la casa è l'elemento che determina la condizione di persona senza dimora, dalla casa anche dobbiamo ripartire. A livello europeo inoltre ci sono degli orientamenti molto precisi sull'importanza dell'abitazione e ci sono anche degli importanti finanziamenti su questo. Allora, detto questo, anch'io vorrei un po' concludere su quello che è necessario per poter essere anche efficaci nei nostri interventi. Soprattutto il fronte lavorativo e il fronte abitativo sono interventi che hanno bisogno di programmazione, di investimento, di collaborazioni con altre realtà. Importantissime le collaborazioni che ci sono fra imprese non profit e imprese profit. Tutto questo richiede che anche dalla parte politica ci sia altrettanta capacità di visione a lungo termine e di programmazione. Cioè abbiamo bisogno intanto di orientamenti, e quest'altro non è che la volontà politica, abbiamo bisogno di riferimenti normativi certi, abbiamo bisogno di fondi che siano programmati a medio e lungo termine, che permettano a tutte le realtà di fare la propria parte, di intercettare altri fondi della realtà privata, ma riusciamo a farlo solo se abbiamo una stabilità politica, anche in termini di finanziamento, perché le risorse finanziarie non sono un elemento di poco conto. Ecco, io quello che chiedo è proprio cercare di superare quella logica caritativa che è molto importante nel Veneto e a Padova è molto forte, ma non può essere l'unica modalità per affrontare il problema della povertà. Tra l'altro abbiamo un settennato di fondi europei che hanno un obiettivo, l'obiettivo 9, destinato proprio all'inclusione sociale e alla povertà estrema, e anche su questo va chiesto alla Regione che ci sia una capacità di determinare l'utilizzo di questi fondi in maniera veloce, che non rischiamo anche su questi fondi magari di trovarci alla fine di non averli utilizzati tutti o non averli utilizzati nella maniera più corretta. Grazie. Grazie.